All'interno dell'attività svolta negli ultimi mesi dalla classe abbiamo avuto modo di scoprire un personaggio assolutamente da non dimenticare. Sebbene più volte citato in svariati campi, molti di noi non lo conoscevano, perché non c'era mai stato modo di approfondire questa illustre e dotta presenza che ci ha preceduti e che ora è forse poco conosciuta dalle nuove generazioni. È stato per caso che siamo arrivati a lui, partendo dal percorso di storia attraverso le immagini, programmato per tutte le terze del nostro istituto. Il percorso prevedeva che, a partire da una foto d'epoca, si avviasse un viaggio di lettura e conoscenza dell'immagine rappresentata e dell'epoca narrata. Ci siamo imbattuti in una fotografia senza tempo, il ritratto di un ragazzo della nostra età, vicino ad un uomo più anziano. Non riferimenti nello sfondo, non appigli, solo lo sguardo fiero e lontano di quel ragazzo, che ci ha condotti verso il nostro possibile futuro attraverso la lettura del passato. Michele Gortani nacque il 16 gennaio 1883, da genitori carnici emigrati a Lugo, in Spagna, ma fu a Tolmezzo che trascorse la maggior parte della sua vita. Perché con un cognome carnico era nato in Spagna? Michele Gortani nasce in Spagna, in quanto il padre era un ingegnere e nel momento in cui Gortani nasce con la famiglia si era trasferito in Spagna per ragioni professionali. La famiglia di Gortani però è originaria di Cedarchis, di Arta Terme, che è una località che credo tutti voi conosciate. Ed era una famiglia fortemente legata al territorio carnico e che ricopriva anche una certa importanza all'interno della Carni, in quanto era una delle famiglie più illustri. Oltre al padre, Luigi Gortani, che era un ingegnere comunque impegnato anche in studi di altro tipo, altra figura famosa all'interno della famiglia Gortani è lo zio di Michele, che è Giovanni, che è stato un notevole studioso soprattutto delle tradizioni popolari della Carnia. Nel 1904, a 21 anni, si laureò brillantemente in scienze naturali e di seguito approfondì i suoi studi dedicandosi alle scienze geologiche. Divenne prima assistente universitario, sino al 1922, e successivamente professore, prima a Cagliari, poi a Pavia e Bologna. Si interessò alle scienze biologiche in generale, alla paleontologia, alla geodinamica, all'idrologia di superficie e a quella di ipogea, raggiungendo una fama prima nazionale, poi europea e infine mondiale. Nel campo della geologia applicata appare di notevole importanza il contributo dato da Gortani alla conoscenza degli idrocarburi, tanto che divenne prima consulente dell'Agip e poi dell'ENI, per incarico dei quali partecipò ad spedizioni nell'Africa orientale italiana, in Dancalia. I due viaggi furono organizzati e finanziati dall'Agenzia Generale Italiana Petroli fra il 1936 e il 1938. La naturale curiosità di Gortani, coltivata fin da piccolo, lo portò in quell'occasione ad interessarsi anche della cultura e dei modi di vivere della gente del posto, nonché dell'ambiente e della flora in particolare, sua grande passione fin dai tempi della sua giovinezza. L'esperienza maturata ed il continuo approfondimento lo portarono a pubblicare un notevole numero di opere scientifiche, oltre 300. Queste pubblicazioni gli attirarono la stima mondiale. Fu socio infatti di molte accademie scientifiche nazionali e militari. Gortani dedicò parte della sua vita anche alla politica, svolgendo un importante ruolo a tutela delle aree da cui proveniva e, più in generale, della montagna. Fondamentale fu il suo apporto durante la guerra a favore dei profughi. Il suo primo incarico parlamentare è del 1913. Il suo ultimo incarico, parlo a livello nazionale, è nel 1953, che è l'ultimo anno in cui lui è senatore. Nel 1959 il Presidente della Repubblica Gronchi gli conferì il titolo di professore emerito.
L'interessante vita politica che ha circondato una volta il signor Gortani a nostra distratta insaputa è stata la base civile nella quale ora viviamo noi. Un aspetto che ci dovrebbe sorprendere, cioè che Michele Gortani partecipò alla costruzione, alla messa a punto per così dire, della Costituzione italiana. Fedele alle sue radici, Gortani ha insediato riforme per montagna ed artigianato, termini fondamentali per le zone come le nostre. Parlamentare, senatore, membro dell'Accademia dei Licei, Gortani fu uno studioso di altissimo spessore che fece importanti conferenze a livello anche internazionale. Un altro fondamento legato a Michele Gortani è il museo etnografico intitolato a lui e presentato al mezzo. In esso era chiuso il risultato del suo paziente lavoro di ricerca e raccolta svolto nel territorio della Carnia a partire dal 1900. Tutta la raccolta è ospitata nel seicentesco Palazzo Campeis a Tolmezzo. L'arduo lavoro del senatore Gortani ha reso possibile che il suo museo fosse uno dei più ricchi e più importanti musei etnografici a livello europeo. Digitando su un motore di ricerca, Gortani risulta accreditato in quasi 5.000 siti. È un dato importante che ci fa capire, in modo moderno, quanto ancora sia importante il ruolo che lui ha avuto nella storia.